Direttore, ormai ci stiamo avvicinando all'evento del 4 di febbraio. Quali sono le novità? Quest'anno puntiamo molto sulle sfide fra i giovanissimi. Allora abbiamo l'italiano Celebrin, che è uno dei prospetti del salto in alto italiano, già l'anno scorso presente a Udine, che però troverà pane per i suoi denti in quanto troverà il campione europeo Under 20 che è in grado di saltare 2,25. La sfida invece a livello femminile sarà fra la Batori, anche questa una giovanissima veterana che l'anno scorso ha sfidato la Makucic, e quest'anno invece si troverà a competere con una spagnola, Bonet. Entrambi hanno partecipato agli ultimi europei Under 20, la Batori ha vinto, la Bonet è arrivata terza, si ritroveranno qua a Udine per una sfida che spero possa entusiasmare il pubblico.